Quando, dove e come? Chiunque in questa vita seja posto queste domande. Anzi, Albert Einstein lo scienziato diceva: non sono le risposte al muovere il mondo, ma sì le domande. A volte queste domande sono infatti alla morte e alla fine. Ma cos'è la morte se non un contrasto? La morte non è forse la fine del tempo? La degradazione della materia? Lo spazio vuoto di ciò che era un tempo? La morte è l'enigma più antico dell'umanità. Tutte le civiltà provano a comprenderla. E oggi, nell'apice della intelligenza umana, la definizione a cui sono arrivato più vicina è stata: la morte è la interruzione della vita di un organismo, fine della esistenza, assenza di qualcosa, estinzione. Beh, ma questo già lo sapevamo. Quello che a princípio respirò e aveva un'aria di grazia, adesso già non c'è più. Quindi ti rimani solo una domanda: cosa ti aspetta dopo la fine? Il mondo iniziò ad esistere. Con il diluvio tutto ricominciò. Abramo fu scelto, dopo venne Isacco, Giacobbe, 12 tribù. In Egitto furono schiavi, ma Mosè li liberò e con Giosuè arrivarono fino a Canaan. Dopo vennero i giudici, il re e una rivolta. 10 tribù a nord, 2 a sud, Giuda, cattività, guerra, il dominio di Roma, e quindi è nato. Gesù è nato per liberare, redimere e conquistare tutto. E allora perché è tutto così rotto? Dio, cosa ho dimenticato? È che non stai vedendo. Il creatore disse: sia luce. Il mondo materiale iniziò ad esistere, l'uomo peccò e cadde, la malvagità aumentò e con il diluvio tutto ricominciò. Dopo venne Gesù per liberare, redimere, Materia, ma allora sei qui. Cosa credi di fare lì seduto? Il mondo è rovina e tu sei lì ferma senza fare niente. Se tu non mi aiuti io non riuscirò a fare il mio lavoro. Spazio, non riusciresti a stare zitto per un secondo. Ah, ma allora anche tu sei qui. Ah, ok, ho capito. Allora è praticamente una festa privata tra il tempo e la materia. Ok, lasciate che lo spazio si occupi da solo per mettere 8 miliardi di persone nel mondo. I conti non tornano. Se lui è nato, allora tutto dovrebbe essere riscattato. Dai miei calcoli la fine è vicina. Il tempo sta scadendo e lei aveva ragione. Ma di chi state parlando? Lei chi? De un'amica? De una sorella? O de una sconosciuta? Ah, tu dovresti essere in spazio, giusto? I tuoi amici mi hanno detto molto di te. Piacere. Ma che cosa hai detto a loro? E perché l'aria qua si fa così tesa e pesante? È difficile da respirare. Ma l'aria non è così ovunque. Tu più di tutto dovresti sapere lo spazio. Dimmi se esiste un posto in cui non ci siano peso, preoccupazioni, diseguaglianze, in una epoca in cui tutto è così pieno ma allo stesso tempo così vuoto. Tu dovresti preoccuparti così come i tuoi amici nella maniera in cui tutto finirà, come siamo arrivati fin qui, come tutto ciò continuerà. Se il mondo continua a questo ritmo, dove andremo a finire? Attraversato un vasto deserto. Da una punta all'altra, solo in silenzio.
dall'altro lato un mare di sabbia. A sorpresa un altro deserto. Stesso scenario, giorno e giorno. Il vento nasconde le tracce e i sentieri. Porto un peso, cammino senza direzione. Senza mai sapere quando arriverà la fine. Che è possibile vivere soli. Circondato di gente e conoscenti. Perduti nel giro delle nostre giornate. Senza mai sapere quando arriverà la fine. Senza mai sapere quando arriverà la fine. No. Non possiamo stare qui fermi, seduti senza fare nulla. Eravamo lì, abbiamo sentito, abbiamo visto il bambino piangere. Siamo riusciti a vedere attraverso i suoi occhi che lui era la salvezza per un mondo corrotto. Va bene, allora cosa vuoi che facciamo? Facciamo così. Torniamo in quel giorno e guardiamo da più vicino. Forse ci saremo persi qualcosa. Tempo, tu ci puoi portare lì, vero? Forse. Ah, aspetta, Tempo, non ci starei pensando veramente. È difficile dover concordare con Spazio, ma è vero che conosciamo il presente visitando il passato. E allora cosa stiamo aspettando? Andiamo! Però noi tre dobbiamo tornare tutti insieme. Non c'è modo di tornare indietro senza alterare la linea temporale. Materia, tu vieni, vero? Mi stai forse chiedendo di uscire? No. No? Sì. Sì? Forse. In base alla nozione
tra materia, tempo e spazio. Tempo. Grandezza fisica presente in tutte le aree centriche scientifiche. Presente nel passato, nel presente, nel futuro, mai assente. Inizio, fine, alfa, omega. Registro di memoria. Tempo, indispensabile per qualsiasi creazione. Ma il mondo materiale non esisterebbe senza di me. Materia, sostanza fisica, materia prima di un mondo palpabile, che sia solida, liquida o gassosa, la porta d'entrata di questo mondo. Chi oserebbe vivere, muoversi o esistere qui senza un corpo materiale? Ma ciò che voi chiamate di qui sono io. Spazio. Senza spazio, tu materia, dove potresti esistere? Mentre tu tempo, senza spazio, dove potresti registrare? Sei tornato troppo indietro, andiamo avanti. Io sono la saggezza. L'Eterno mi ha creato prima dell'inizio di tutte le altre creature, anzi, molto prima di tutte le altre cose. No, non è qua. Facciamo così. Torniamo nel giorno della nascita di Yeshua, va bene? Va bene. E come dovrei registrare tutto questo? Beh, di che? Il Verbo si è fatto carne, anzi, materia, e ha vissuto tra di noi nello stesso spazio. Abbiamo visto la gloria dell'unigenito Padre, pieno di grazia e pieno di verità. Perché ho l'impressione di già detto questo prima? Aspetta, per caso state viaggiando nella linea temporale? No, Ma è no, stata tutta ha detto colpa la vostra. Maria, la buona idea, Tempo, però non ho voluto spazio, darmi ascolto adesso. Tempo. Ecco, shh. Sta arrivando, riuscite a vedere? È nato il bambino, l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo, il pacificatore. In questo esatto momento c'è una breccia temporale, prima e dopo Cristo. In questo esatto momento che un mondo così corrotto ebbe un assaggio di ciò che è eterno, nell'avere tra di noi ciò che non si deteriora, nelle vesti di un fragile corpo materiale temporaneo. Quindi è ora che accadde quel momento divino celestiale. La notte di Natale una moltitudine di angeli si riunirono a lodare il Signore. Oh, notte santa, le stelle brillano, è la notte che è nato il Salvatore. Per tanto tempo vissuti nel peccato, finché Gesù nel mondo arrivò. Le anime vivono una nuova speranza nell'aurora, una luce si alzò. Gloria al Signore, canta gli angeli, con
prostriamo davanti al nostro Re Gesù. I saggi arrivano dall'Oriente, guidati da una stella di luce, un cantico di gioia, di speranza prendi il cuore e nasce un nuovo giorno. Gloria al Signore. Canta gli angeli. Oh notte santa, Gesù è nato. Oh notte santa, Gesù è nato. Gloria al Signore. Canta gli angeli. Oh notte santa, Gesù è nato. Oh notte santa, Gesù è nato. Mi ha sempre incuriosito questa scena. Colui che è eterno scelse di vivere nelle limitazioni temporali umane, permettendo così che la sua esistenza fosse misurata dai battiti di un cuore, un secondo dopo l'altro. Nel corpo di un neonato sembra quasi che si stia prendendo gioco della linea temporale. Ai, prezioso Gesù, guardate quanta purezza, quanta saggezza in un sguardo. Ma come fa un neonato così piccolo ad occupare così tanto spazio? Riempie tutte le lacune dell'umanità. Ah, il creatore tenuto tra le braccia della creatura. Ah, con il suo mignolo ha modellato le cascate del Niagara, lo sapevate? Con il palmo della sua mano ha scolpito il monte Everest. E con la stessa mano che un giorno ha tenuto tutto l'oceano Atlantico, adesso è bagnata dalla saliva di un bebè. Oh, com'è carino, guardate. Guardate la ciccetta di Gesù, oh, santo cielo. Mi sembra di sognare, non mi sembra neanche vero. Che qualcuno mi dia un pizzico. Aia! Sei stato tu a chiederlo. E mi è piaciuto. Smettila. Quel signore lì, lo vedi? Seduto vicino al posto in prossimità dell'entrata della città, sembra avere così tanta fame. Tu puoi aiutare? Non credo, E perché no? perché non posso interferire con la linea temporale. Ovviamente no, nessuno può mai aiutare.
Mai è un avverbio di tempo un po' troppo pericoloso e rigido, non credi? Certamente qualcuno lo vedrà e gli darà un pezzo di pane. Ma lui non ti vede, tu non ti vedi. La fame di quell'uomo non ti sacia con i pani. La sua fame è di giustizia, parità, libertà. Beh, guarda, eccolo lì, il pane che sazia ogni fame, colui che confuta questo tuo avverbio immorale. Quel bimbo, ma non dai, non può fare nulla, non deluderti. Dai tempo al tempo e con il tempo vedrai. Non vede lo scenario penoso di questo posto? Roma opprime sempre di più i poveri, i sacerdoti in piena decadenza, differente sociale enorme. E dov'è il Salvatore? Osserviamo attentamente nella linea temporale. Eccolo là, com 5 anni. Que carino, sta giocando con un ramo di olivo. Que tenero, questo è ciò che si aspetta da un bambino. Osserviamo ancora. Eccolo là, 17, 18, 19, 20 anni e ancora rintanata in una falegnameria. Ma per favore, dimmi dov'è il Salvatore e cosa sta facendo. Osserviamo ancora. Lì affamati hanno ancora fame. E lui ha per caso fatto qualcosa? Guarda tempo. Sono cosa hanno detto su di lui, ma il tempo prova di tutto. Penso che tu non deva illuderti troppo. Spazio? Sì? Ti ricordi di No. Newton, Isaac Newton? No, non lo conosco, perché? È che lui dice che ogni corpo persiste nel suo stato di riposo o di movimento rettilineo uniforme, salvo che sia costretto a mutare da una forza maggiore applicata ad esso. Ah, veramente ti ha detto questo? Ah, Spazio. Ciò che provo per te è così forte. Mi domando se la forza del mio amore può far cambiare questa tua testolina. Cosa? Wow, sei così carino compresso. Smettila. Materia, ripeti ciò che hai detto? Wow, Spazio, sei non così ti carino smetto la compresso. vita. questa no, parte, no. quella di Newton. Ah sì, è che lui mi disse una volta che ogni corpo persiste nel suo stato di riposo o di movimento rettilineo uniforme, salvo che sia costretto a mutare da una forza maggiore applicata ad esso. Ecco, sì, questo è il principio di inerzia. Lo stato di inerzia di un corpo. Le lancette stanno andando avanti e le forze che avrebbe per distruggere le mura di Roma. Aiutatemi. Le sta usando per costruire una sedia in legno. A dir poco bella a parer mio, santo cielo. Guardate, sicuramente questo è un prodotto vegano, fatto di carbonio, nitrogeno, idrogeno. Credetemi, questo sicuramente è senza glutine. Dio, che lavoro divino. Complimenti. 25, 26, 27. Ecco, guardatelo, non è più un bambino di 7 anni, ma un uomo adulto di ben 27. E fino ad ora non è ancora salito su una roccia per fare un discorso. Il mondo intorno a lui è nel caos. Noi lo guardiamo e tutto ciò che vediamo è solo inerzia. Apparente inerzia. Ah, tempo. Mentre tu pensa che Gesù está perdendo tempo, lui sta si dedicando. E questa è la cosa più importante. Si dedicando alla lettura della Sacra Scrittura, si dedicando alla preghiera. Pensaci, molti potrebbero pensare esattamente come te. Immagina, quando Maria diceva, quello è figlio di Dio, ma vedevano esattamente tra pezzi di legno e una falegnameria. Ma nessuno è dubitato quando Dio è detto, questo è figlio di Dio. Aqui eu provo tanta gioia. Ah, meu Dio. Così paziente la
tempo, non mi è ancora detto per quale motivo sei venuto qua con l'altro. Saggezza, sono passati più di 2000 anni. Vedi quel bambino che sta morendo di fame? E quella madre che ha perso il suo unico figlio in guerra e tante altre persone nei bassi fondi delle metropoli. Era necessario visitare il passato per capire il presente. Perché siamo arrivati qui? Ha tempo, nessuno meglio di te per capire tutto questo. Dimmi, da dove viene un frutto Da un albero, e da dove viene un albero? da un seme che è stato piantato ed è... Saggezza, dove vuoi arrivare con tutto questo? Nel principio, un seme chiamato peccato è stato piantato nel cuore dell'uomo. Questo seme è cresciuto e è diventato un albero con radici profonde e ha prodotto tanti frutti. Avversità, odio, pensieri malvagi, disuguaglianza, separazione sono sparse per tutta la terra. Fu allora che Gesù, il seme del cielo, è venuto sulla terra per germogliare l'amore che unisce perfettamente tutta la cosa. Gesù è il frutto buono in mezzo all'amarezza che il peccato ha causato. Scusami, saggezza, è che a volte col tempo finisco per dimenticare le cose. Ha tempo, tu devi riscaldare la tua fede e sei venuto nel posto giusto. La fede è quello che ci muove nel cammino, anche se il vincolo sembra essere un vincolo cieco. Sì, ecco, torniamo indietro tempo, torniamo indietro. Io ti farò vedere della forma che tu capisca la convergenza di 3 elementi in un denominatore comune. Torniamo indietro, andiamo. Andiamo. Guardate, venite, osservate insieme a me. C'è un uomo religioso, una donna malata, un centurione romano, 3 conflitti e un punto di incontro, Gesù. Spazio, trova la localizzazione del primo. Allora, sulle rive del mare della Galilea, nel villaggio di pescatori di Cafarnaum, Yeshua è appena sbarcato. Abbiamo il primo elemento X, cammina in modo rettilineo in orizzontale e cambia la sua posizione bruscamente in verticale. Si è messo in ginocchio davanti a lui e adesso la sua velocità è pari a 0 km/h. Aspettate. Cosa è successo all'elemento X, signora Saggezza? Cosa ha azionato il cambiamento nel movimento del suo corpo materiale? Sicuramente la seconda legge di Newton. La velocità della massa è pari alla forza applicata ad esso. Esattamente. Ah, l'elemento X stava arrivando in linea retta quando una forza è stata applicata ad esso ed è caduto. L'elemento X c'è un nome, Iairo, capo della sinagoga. La forza che ha fatto prostrarsi è la fede. La sua figlia sta morendo e lui crede che se Gesù andasse fino a casa sua, lei potrebbe essere guarita. La supplica di fede applicata in Gesù mette Gesù in direzione a casa di Jairo. Ecco, si è fermato! Si è fermato nel mezzo del suo viaggio. Ma non abbiamo più tempo. La figlia di Jairo sta morendo. Materia, perché il suo corpo non si muove più nello spazio? Cosa è successo? C'è soltanto una spiegazione, una forza maggiore. Non essere ottusa. Lui è il grande io sono e niente può fermarlo. Ma qualcosa lo ha fermato. Lui è grande, ma qualcosa lo ha fermato. Cambiare il movimento di un corpo con una grande massa richiede una forza maggiore. Sì, lui è grande, ma qualcosa lo ha fermato. Questo è scienza, è Newton, è Pitagora, è la somma dei quadrati dei catetica uguali all'ipotenusa che l'ipotenusa stessa mi ha detto. Ecco, abbiamo un altro elemento nel piano cartesiano. Il suo punto si trova nelle stesse coordinate di Yeshua, l'elemento Y. Ha applicato una forza così grande da fermarlo. Ma chi è lei? E che cos'è questa forza che ha usato? Abbiamo già visto la sua storia. Il suo nome non è nei registri. Può darsi che non vi ricordate, però adesso daremo il suo nome della donna del flusso del sangue. La forza applicata è la stessa di Jairo, però in una proporzione così grande che quando lei è toccata in Gesù è uscito il potere di lui.
Mentre per Jairo, Gesù doveva andare fino a casa sua. Per lei bastava una punta della veste di Gesù che sarebbe sufficiente. Ma non abbiamo tempo. La ragazza è già morta. No, questa è la notizia che arrivò. La forza di Gesù contro la morte è stata più grande. Gesù andò fino a casa di Jairo. E quando è arrivato, trovato la bambina morta e ha detto semplicemente: bambina, alzati! E lei è tornata a vivere. Aspettate un secondo, mi fa troppo male la testa. Io non riesco a concepire l'idea di un pezzo di tessuto che guarisce il corpo materiale di una donna ammalata da ben 12 anni. Neanche il più grande effetto placebo potrebbe ottenere un risultato del genere. Ah, Materia, se sei rimasta così confusa con questo, immagina con una cura istantanea, con una solo parola. I centurioni romani, vi ricordate? Lui aveva un amico che tanto amava, ma era malato. Andò da Gesù con una richiesta, perché credeva che se Gesù dicesse una sola parola, il suo amico sarebbe guarito. Mentre per Jairo, Gesù doveva andare fino a casa sua. Per quella donna bastava una punta della veste di Gesù. Per quell'uomo, quell'uomo, Gesù è detto che ha mai visto su tutto Israele una fede come la sua. Ora capisci tempo? Gesù è colui che risponde alla richiesta di preghiera di un padre in difficoltà. Gesù è anche quello che si ferma in mezzo ao cammino importante per ascoltare una donna. Gesù è anche quello che ascolta la richiesta di un amico afflitto. Gesù non rifiuta mai un invito di fede. Gesù è la risposta per questo mondo in caos. E conosce la mia vita, da lontano già osserva i segni delle tue mani. Come un tempio in riforma, è il padrone, sono l'opera, sempre sono in costruzione. Per questo voglio solo adorare a Cristo, la ragione del mio vivere. Lui è che ha piantato la luce che brilla e annuncia che mi ama, mi ama. Lui è il chimico divino che trasformò l'H2O in una catena di idrogeno e carbonio. Geometra ortopedico che cambiò la forma di una donna incurvata. Il matematico che disse che 5 pani e 2 pesci sarebbero stati abbastanza per sfamare una folla. Disse che 12 uomini sarebbero stati figli per tutto il mondo. Il terapeuta che ci insegnò a combattere l'ansia solamente guardando gli uccelli e i gigli nei campi. E lui è l'influenza più grande di tutta la storia e non fece più di 300 chilometri dalla sua città natale. L'amico che pianse per la morte di Lazzaro, anche se sapeva benissimo che in seguito l'avrebbe risuscitato. L'incantatore che incantava con le sue storie, l'uomo gentile che giocava con i bambini, il servo che lavava i piedi ai suoi discepoli.
Lui è anche l'anello di Dio, che toglie tutti i peccati del mondo. Arrivò quel venerdì. Lui si trova nel Getsemani. Il suo corpo materiale presenta ematidrosi. Inizia a sudare sangue. Il suo corpo è in un profondo stato di stress e angoscia. È stato giudicato. Lo stanno frustando con una frusta di cuoio, con palline di ferro e ossa taglienti. Perde molto sangue in stato di pre-shock. Le sue ferite si aprono sempre di più, mostrando la sua muscolatura scheletrica. Lo stanno umiliando. Gli sputano addosso. Adesso gli mettono una corona di spine in testa. E adesso è costretto a portare la sua propria croce. Dai, spazio, fallo andare più veloce, ti prego, andiamo. Impossibile! È impossibile! L'accelerazione è inversamente proporzionale rispetto alla massa. Quanto maggiore la massa, minore sarà l'accelerazione che acquisirà il corpo. E nel corpo di Gesù c'è tutto il peccato dell'umanità, tutta la colpa, tutta la trasgressione, esso di Lui. Siamo arrivati a Golgota. Cos'è questo? No! Chiodi di 18 centimetri. Li perforano brutalmente la pelle. Perde molto sangue. I suoi muscoli ormai si contorcono per il dolore. La crocifissione è iniziata. Una morte lenta e dolorosa. Persino per respirare è estremamente doloroso. A ogni respiro, Yeshua cerca di sollevare la sua schiena, trascinando le sue ferite aperte sul legno della croce, appoggiando i suoi piedi inchiodati, perdendo molto sangue. Le morti possono essere tante, ma le due più conosciute sono choque ipovolêmico e asfixia per esaustione. Basta! Non tempo! Lascia che la crocifissione continua. Non posso sopportare di vederlo così, nemmeno un secondo di più. Ad ogni azione corrisponde sempre una reazione. A due corpi, le azioni multiple di due corpi, uno sopra l'altro. Terza Due corpi, uno sopra l'altro in direzioni opposte. Esattamente. Gesù sta facendo la forza opposta. Lui si è donato la morte, ci ha spinto la vita. Non potevamo più guardare in alto. Lui ha guardato in basso in suo atto di redenzione e ci ha portato la salvezza. Lascia che continua. Salvezza! Guarda il mondo intorno a te, è stato tutto inutile. Tu? Quindi era tu. Tempo. Ho notato che il tuo sguardo era diverso. Tu la conosci? Sì. Fin da principio, nell'Eden. Lei è a inconsciência. Con la semplice conversazione ha confuso Eva. Io? Confusa? Saggezza, gli anni passano e tu continua così stupida. Non si risponde lo storto per non si somigliare a lui. Posso essere onesta con te? Ne dubito muito. Saggezza, tanta conoscenza per cosa? Nulla. Alla fine un scudo di negazione. Se davvero Dio esiste, perché c'è tanta crueltà? Perché il mondo è così? Dov'è Dio? Rispondi alla domanda, saggezza. La oscurità è l'assenza di luce. La evidenza, la esistenza di male non vuol dire che bene non esiste. Anzi, evidenzia che bene non c'è più. Il mondo è già del maligno. Sì, le avversità ci affliggono l'umanità. Ma Gesù non ha detto che non avremo nessuna afflizione. Ha detto di essere forti e coraggiosi, perché sulla croce ha vinto il mondo. Benissimo, parole molto belle, ma fino a ora non mi hai provato niente. Io non vedo nulla. Tu per caso, Tempo, vedi qualcosa? Tempo, prendi la gravità e dammela. Non si può toccare la gravità. E solo per questo vuol dire che non esista? Sarebbe una sciocchezza, perché possiamo osservare la sua esistenza e misurare la sua forza. Ora dimmi, come misurare ciò che non può essere misurato? Tempo, io potrei restare qua con te per ora e ora a parlarti dell'esistenza di Lui con base scientifica.
Mas sai, quello che ti servirebbe nella fine è fede, perché senza fede è impossibile conoscere Dio, è impossibile credere che Lui esista, è impossibile credere che Lui è vicino a colui che lo cerca. Volevo solo vederlo per un altro secondo. E anche così tempo ti servirebbe la fede. Adamo camminava con Dio e doveva credere che Lui ha fatto tutte le cose, anche se non ha visto. Non vide neanche quando ha fatto Eva perché stava dormendo, ma ha avuto fede. No, il tempo della vita è troppo breve per vivere solo di fede. Ma lentamente il tempo passa per di qua e impiantò nella mia mente l'eternità. E mentre sento questa voglia di partire, divento così impaziente, ma ricordo che i segni sono indiscreti. Principio e fine, l'eternità che sorride per me, mancanze mai più sentì, il suo nome io scoprirò, allora io risposerò, in te riposerò per sempre. Per sempre. Per sempre, sempre, sempre. Principio e fine. Principio e fine. Principio e fine. Principio e fine. Tempo, non permetta che un secondo di dubbio comprometta la tua eternità. Ascolta il mio consiglio. No, non ce la fa più. Il suo corpo è già al limite. Questo grido trionfante echeggia su tutto lo spazio. È compiuto! Lui entrega il suo spirito al Padre. È morto. È semplicemente morto. Dov'è la saggezza in questo? Da dove viene questo rumore? Che cos'è questo suono di pianto? Questo suono viene da molti luoghi. È lo stesso pianto di Yeshua. Che cos'è questo, signora saggezza? Questo è un bellissimo giorno di Natale. Gesù è nato. Ma è impossibile, è una pazzia questo. È morto. Non vedi, è lì davanti a noi. Spazio, vuoi sapere una cosa? La saggezza di Dio è follia per gli uomini, ma è potere di Dio. Gesù è morto, ma è risorto. E adesso, per mezzo dello Spirito Santo, suo carattere e essenza sono generate dentro di noi. Lui è morto così che pudessimo vivere per sempre.
è morto, lui è sceso, così che pudessimo salire. E adesso, tutte le volte, lui può nascere nel cuore di tutti. E tutte le volte che questo succede, è un bellissimo giorno di Natale. Solo in Cristo posso fidar, è mia luce e forza, luogo sicuro ho trovato in Lui, roccia che non si trema. Nel grande amor che Cristo ha, profonda pace posso trovare, consolador il mio Gesù, e in Lui io rimarrò. Nel grande amor che Cristo ha, profonda pace posso trovare, consolador il mio Gesù, e in Lui io rimarrò. Gesù è morto per le nostre trasgressioni e i nostri peccati. Il castigo che ci ha portato la pace era su di Lui. Lui riscrive il nostro passato e perdona i nostri peccati e ha un futuro di gioia e pace per tutti coloro che credono in Lui. Lui riempie tutti gli spazi vuoti di coloro che riescono a comprendere la profondità e la larghezza del suo amore. Dicono che il mondo è fatto di domande, ma Gesù è morto e è risorto. E sulla croce è risposto la domanda: cosa avviene dopo la morte? Vita eterna con Cristo Gesù. Gesù è morto così che potessimo vivere per sempre. Gesù è il padrone del tempo. Gesù è il modellatore della materia. Gesù è l'architetto do spazio. Gesù è Alfa, Ômega, il principio e la fine. Ora è nato Gesù, ora è nato Gesù, è nato Salvador, è nato Salvador, ora è nato Gesù, ora è nato Gesù, è nato Salvador, è nato Salvador. Quanto è nato il Salvatore, accoglie a terra i Soltanto a Dio, solo a Lui. Potete arrendervi,
Signore, loda, loda al Signore, loda, loda al Signore, loda, loda al Signore. Popoli, tribù e nazioni, rallegratevi con canzoni. È tempo di celebrare. È nato Gesù, figlio di Dio. È nato la speranza, è nato la speranza. Con Gesù voglio ballare. 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 A ballare. Con Gesù. Loda al Signore. Con Gesù voglio ballare. Con Gesù voglio ballare. Loda al Signore. Loda al Signore. Salvatore, è nato il Salvatore. Nato Pace del Signore a tutti e gloria a Dio per questa serata. Amen. Possiamo fare un altro applauso al nostro gruppo di teatro, che anzi vorrei invitare nuovamente a salire qua. Amen. Veramente non c'è altro da aggiungere a quello che lo Spirito Santo ha già parlato questa sera. Noi crediamo nell'arte come una forma attraverso la quale Dio possa parlare ai nostri cuori. E credo che questa sera Dio abbia parlato e si sia rivelato al cuore di molti. Come è stato detto anche prima nel teatro, noi crediamo che ogni giorno possa venire una nascita o una rinascita nella vita di molti attraverso l'azione dello Spirito Santo, e credo che Dio abbia fatto questa azione questa sera nella vita di molti qua presenti. Amen. Come ho detto, non c'è altro da aggiungere. Gesù è stato presentato nella forma migliore possibile questa sera. Molte volte ci si chiede: è giusto
o no celebrare il Natale, perché sappiamo che Gesù non è nato il 25 dicembre, ma noi crediamo che ogni volta che celebriamo il Natale, noi celebriamo questa nuova nascita. E quando celebriamo il Natale, noi celebriamo il nostro Signore Gesù. Ricordiamo di come il Verbo si è fatto carne. Ricordiamo di come colui che ha creato ogni cosa, e come c'è scritto nella parola, che regge ogni cosa con la potenza della sua parola, è sceso sulla terra, è sceso per noi, è sceso per me, è sceso per te. E è morto per noi, affinché, come è stato già dichiarato questa sera, potesse portare vita eterna ad ognuno di noi. Amen. E allora facciamo un altro applauso, ma questa volta al nostro Signore Gesù, per tutto quello che Lui è e per tutto quello che ha fatto e fa nelle nostre vite. State qua signori del teatro, state qua un attimino, solo un attimino, perché vogliamo presentare il nostro gruppo di teatro. Non è mai stato ufficialmente presentato, ma da qualche mese abbiamo rinnovato questo gruppo con un nuovo nome, che è un nome profetico per la vita non solo loro ma anche nostra. Da qualche tempo il gruppo di teatro si chiama Be Mime, che significa essere imitatori. E imitare, portare pezzi teatrali è quello che loro fanno qua su questo palco, ma l'essere imitatori è qualcosa che la Bibbia stessa ci chiede. In 1 Corinzi 11:1 Paolo ci dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo, ovvero vuole che noi siamo imitatori di Cristo. Questo nome per questo gruppo di teatro porta non soltanto loro ad imitare eventi biblici o quello che lo Spirito Santo mette nel loro cuore di fare, ma porta anche noi, attraverso queste rappresentazioni, a diventare imitatori di Cristo. Che allora ognuno di questi teatri possa toccare il nostro cuore in un modo nuovo, affinché noi ci avviciniamo sempre di più alla figura del nostro Signore Gesù. Amen. C'è una persona oltre a Gesù, che è primo di tutti, che ha fatto un grande lavoro affinché questo teatro potesse essere realizzato, che è la nostra regista, leader del Be Mime, Rosangela. Prego Rosangela. E come è giusto volevamo omaggiarla con un piccolo pensiero. Amen. Grazie a tutti. Non vogliamo dare molti avvisi per queste settimane. Sapete che per questo periodo di festa i nostri culti del mercoledì sono momentaneamente interrotti, i nostri culti in casa. Ricordiamo soltanto per il Capodanno che dovete dare la partecipazione attraverso il formulario che c'è nel gruppo della Chiesa. Se non siete nel gruppo della Chiesa potete accedervi tramite il link che c'è su Instagram affinché possiate partecipare al Capodanno. Qua ci sarà una cena per tutti quanti, poi il culto finché arriverà la mezzanotte in cui ci faremo gli auguri. Non mancate a questa serata, ma comunque anche sabato prossimo avremo il nostro culto qua, il nostro adorarti. E in questo momento volevo fare una preghiera per le decime, per le offerte, poi termineremo il culto, ci sarà un momento anche di rinfresco insieme dove scambiarci gli auguri di Natale a tutti quanti, a tutte le famiglie, ma in questo momento preghiamo per le nostre offerte, quello che Dio ha messo oggi nel tuo cuore di portare, portalo con gioia. Anzi chiedo ai cantanti se possono con gioia rallegrarci e ancora una volta cantare che vogliamo ballare con Gesù. Se potete mettere la musica là finché portate le decime con gioia, accendete pure le luci, cantiamo questa canzone insieme. Signore Gesù, in questo momento portiamo a te le nostre decime, le nostre offerte, questa nostra forma di adorazione. Ti chiediamo di benedirla, Signore, affinché possa essere usata al meglio per la tua opera, per il tuo regno, per raggiungere sempre più anime che diventino tuoi imitatori. Benedici ogni persona qua presente, ogni famiglia qua rappresentata. Ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Come sempre c'è la nostra tesoriera Dieula là con la
macchinina, se vuoi fare quella macchinetta del POS, se vuoi fare la tua offerta in questo modo, ci sono anche le buste di missioni per sostenere le nostre opere missionarie. Amen. Balliamo insieme. Potete accendere le luci? Loda, è nato Gesù, tutta la chiesa. Loda, è nato Gesù, è nato Salvatore, è nato Salvatore. Loda, è nato Gesù. Loda, è nato Gesù, è nato Salvatore, è nato Salvatore. Cantate è nato il Salvatore, accogliete. Signore, loda, loda al Signore, loda, loda al Signore, loda, loda al Signore. Popoli, tribù, nazioni, rallegratevi con canzoni. È tempo di celebrare, è nato Gesù, figlio di Dio. È nato la speranza, è nato la speranza. Con Gesù voglio ballare. Con Gesù voglio ballare. Gesù voglio ballare. Con Gesù voglio ballare. Con Gesù voglio ballare. Gesù voglio ballare. Con Gesù voglio ballare. Con Gesù voglio ballare. Con Gesù voglio ballare. alleluia, gloria a Dio. A me resto giù così non devo togliermi le scarpe di nuovo. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni l'ultima settimana per onorare questo giorno, per onorare il suo nuovo anno, augurargli tanti auguri? Chi ha compiuto gli anni? Sing! Qualcun altro che ha compiuto gli anni? Eccolo, abbiamo una... Jaycee, vieni qua Jaycee, per piacere. Prego. Anniversario di matrimonio. Jaycee. Qualcun altro?
Qualcun altro che ha compiuto gli anni l'ultima settimana, c'è qualcuno che sta indicando qualcun altro? Chi ha compiuto gli anni là? L'Anna, no l'Anna. Qualcuno che... Ah, la Sofia, vieni qua Sofia. Per piacere Sofia, vogliamo fare passare anche a te questo momento di vergogna, dai. Basta, qualcun altro? Nessuno che si nasconda? Nessuno? Amen. Allora possiamo stendere le nostre mani verso di loro affinché Dio possa benedire questo nuovo anno della loro vita. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi chiediamo la tua presenza, la tua benedizione, Signore, sulla vita di questi nostri fratelli, sulla vita di Singh, di Sofia, di Jaycee, per questo nuovo anno che hai messo davanti a loro, e sulla vita di questa coppia, di questa famiglia, Giacomo e Catrini, Signore, che hai benedetto con un altro anno insieme. Ti chiediamo, Signore, che le tue migliori benedizioni possano riempire e rivestire la loro vita, Signore, che la gioia, la pace che viene da te, che la salute, la prosperità che vengono da te, ma soprattutto che la tua presenza possano essere costanti nella loro vita e in questo nuovo anno. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Nessuno canta? No. Qualcuno che canta. Amen. Allora se possiamo fare così con le nostre mani affinché questa stessa benedizione possa essere sulle nostre vite, sulle nostre case, chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo, che è nato per noi e è morto per noi e è risorto per noi, e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio riempino la vita di tutti quanti noi, delle nostre case, delle nostre famiglie, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica e un buon Natale a tutti quanti voi.